passare, cose buone da mangiare. Mi tuffo dentro ai vestiti, goloso di sapori squisiti. Siamo della stessa razza, togliamoci la corazza. La domenica in pazza, allora dai tutti in piazza. Eccoci qua, appuntamento tutti in piazza in questa location meravigliosa. So che a qualcuno all'ascolto in questo momento gli verrebbe voglia di dire: perché non c'è nessuno che ti spinge, che ti butti in acqua? Lo sai, invece no, non c'è nessuno per il momento, ci sono solamente io che vi ricordo gli appuntamenti di questa settimana di Tutti in Piazza, e soprattutto vi ricordo anche il nostro portale, andatelo a visitare, mandate qualche vostra delucidazione, qualche informazione, se sapete che c'è un evento importante, insomma segnalatecelo, molto probabilmente avremo modo durante il corso delle settimane prossime di essere presenti anche alla vostra festa, al vostro evento. Intanto si parla del Veneto con Padova che regala l'Oktoberfest a Padova in Prato della Valle, questo appuntamento che ovviamente non c'è nemmeno bisogno di presentazione, ha visto numerose persone partecipare, birra a go-go di tutti i tipi, spesso e volentieri anche quelle artigianali. Sempre nel Veneto, a Pedro Roppa, Treviso, Maroni delle Monfenera, 43esima mostra mercato dei maroni. Questo tipo di marone particolare, non fare battute perché sei scontato, viene spontaneo pensarla così, che invece sono buonissimi. Questi maroni sono, diciamo, castagne un pochettino più corpose, non mi fare dei segnali con le mani, con le dita, perché non va bene, però insomma avete capito. Appuntamento importante che è arrivata alla 43esima edizione. E poi per finire in provincia di Vicenza, a Vigasio, per la 21esima edizione Fiera della Polenta di Vigasio. L'appuntamento importante e aggiungerà anche tradizionale, perché la polenta è veneta, quindi è giusto carpire questa iniziativa e soprattutto potenziarla in modo tale che i nostri posteri possano sapere come si fa la polenta, altrimenti rischiamo veramente che uno di questi giorni invece della polenta si faccia la festa del kebab, che è pur buono, però insomma in questo momento preferirei la polenta. Vai col servizio. So viele schöne Dirndl auf der Wiesen. Die Traudi hatte Gaudi mit einem Ostfriesen. Ein viel zu großes Herz in ihrer offenen Bluse. Da reißt das Hosentür an seiner Lederhose. Du Sau, Sau, sauf mal noch einmal. Sauf mal noch einmal, sauf mal noch einmal, du Sau, Sau, sauf mal noch einmal, sauf mal noch einmal. Ein Chicolo mit einem Madel aus der Ukraine sagt zum Sekt, du Depp, schau nicht so geil auf ihre Beine. A Pederobba la mostra dei maroni del Monfenera IGP, una festa che, per rendere omaggio alla pregiata varietà, ha stilato un cartellone ricco di eventi. Oltre ad uno stand gastronomico fornitissimo, tanti concerti, laboratori, mercatini e mostre che sarà possibile visitare fino a domenica 29 ottobre. Non saremmo alla 43esima edizione se non ci fossero i volontari. Pederobba è un paesino piccolino formato da
500 case e 1700 abitanti, tutti coesi, uniti e forti all'insegna del volontariato e del lavoro insieme. Se non ci fossero loro, tutto questo non sarebbe possibile. E sono contento che abbiamo tra i nostri cittadini ancora chi vuole bene alla montagna e coltiva questo meraviglioso frutto che porta dei benefici alla nostra comunità non solo dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista della conoscenza. Molte leggi e leggine mettono il bavaglio a certe situazioni, a certe feste, perché i volontari che sono la benzina per l'unione della comunità, che portano avanti le tradizioni, si trovano in grossissime difficoltà. Una varietà che fa tesoro delle condizioni climatiche temperate e della composizione chimico-fisica del terreno, fattori indispensabili per ottenere marroni di elevata qualità e particolarmente diversi da altri tipi di castagne. Proprio per valorizzare l'impegno dei coltivatori e la qualità del prodotto, il Consorzio di tutela sta avanzando un progetto ambizioso che vede una collaborazione con i marroni di Combai IGP. Dall'anno scorso stiamo lavorando con Combai per un progetto ambizioso, la strada dei marroni e del gusto. Che cosa significa? Raccogliamo, oltre alle castagne di Combai e di Pederobba, tutti i prodotti tipici della zona. Un percorso da fare in bici, in auto, in moto di circa 200 km che unisce Vittorio Veneto, Pederobba fino alla pendice del Grappa. Un'annata iniziata con il miglior auspicio che registra un'ottima produzione fin dall'inizio della raccolta, possibile da disciplinare a partire da metà settembre e per i 2 mesi successivi. Erano in tanti i polentoni veneti al taglio del nastro ufficiale della 21ª fiera della polenta. Una kermesse che fino al 5 novembre festeggerà un piatto tipico della tradizione contadina, immancabile sulle tavole dei veneti. Autorità civili e militari a fianco di Eddie Tosi, come il sindaco di Verona Federico Sguarina, il presidente della provincia Scaligera Antonio Pastorello, Marco Pizzoli, perché quando si parla di prodotti del territorio non può mancare la Coldiretti, e gli organizzatori di Vigasio Eventi, Umberto Panarotto ed Elena Sega. Confermato lo status di fiera a quella che nacque come semplice sagra paesana. Allora entriamo in cucina e gustiamoci la regina della festa. Non si sa mai che decidiate di riproporre alcune ricette anche a casa vostra. Azienda Agricola San Martino. Portiamo sulle tavole dei nostri clienti prodotti tradizionali genuini provenienti dai nostri allevamenti, presenti con lo spaccio a Pederobba e nei mercati agricoli rionali nella provincia di Treviso. A Montagnana, Bertelli Salumi. Produciamo salumi da quasi 30 anni, con passione e amore. I nostri prodotti hanno il sapore della tradizione, i tipici salumi che i nonni facevano durante l'inverno. La nostra specialità è il lardo arrotolato. A Padova, Casa del Serramento. Serramenti in PVC, alluminio, legno. Porte interne e porte d'ingresso in PVC, legno e alluminio. Porte, portoncini, cancelli blindati, scuri avvolgibili. Visitate il nostro showroom. A San Pietro di Morubio, Farmacia Bertolaso. Crea il tuo programma alimentare personalizzato. Trovi prodotti per sportivi, integratori, reparto veterinaria, prima infanzia e servizi per ogni esigenza. Ideal System, con sede a San Carlo di Cesena, ma operante in tutta Italia, offre progettazione, realizzazione e manutenzione di celle frigorifere, con vasta gamma di servizi connessi. Ad Arzignano, in Viale Vicenza 36, la Stoa Kitchen and Beer Bar Birreria Pub, con cucina e giardino estivo, il locale per tutte le età, aperto dalle 7 alle 2 di notte, colazioni, pause dolci e salate, pranzo, cena e dopo cena. Nuova Farmacia dei Colli e la nuova farmacia aperta a Torreglia. Da noi trovi non solo medicinali, ma anche integratori e linee cosmetiche di eccellente qualità per la pelle, per la salute e il benessere di tutta la famiglia. Studio di fisioterapia, sito a Cazzago in via Provinciale Sud 37, per info 041 51 00533 ed Officina della Salute a Cazzago in via Provinciale Sud 37 con telefono 041 51 02 821. I professionisti della tua salute. Rifacimento coperture, isolamenti, lattoniere, impermeabilizzazioni, rimozione amianto. Questi sono i servizi offerti da Padova Coperture. Ti aiutiamo a trovare la soluzione giusta, dalla progettazione alla posa in opera del tuo tetto, con soluzioni moderne ed affidabili. Alta qualità e sicurezza. Il tuo lavoro è in mani sicure con Padova Coperture. A Villafranca di Verona, Soave Ferruccio Pet Club, ad oggi uno dei maestri unitamente riconosciuti dalle maggiori associazioni di categoria italiane ed europee. Affida con fiducia il tuo amico a quattro zampe, scuola e corsi di toilettatura.
Il centro privato assistenza di Padova, Sud e Ovest, organizza assistenza per anziani, malati e disabili che necessitano di un supporto qualificato a domicilio o in ospedale. Chiamaci o prenota visita domiciliare. Tappezzeria Bergo, le tende, i salotti che hai sempre desiderato. A Padova. Tecnoma, progettazione, produzione e manutenzione di linee e sistemi per l'automazione industriale. Da oltre 20 anni, leader nella progettazione, realizzazione di impianti di profilatura flessibili, completi di punzionatura, piegatura, saldatura, formatura, taglio. Con macchinari di ultima generazione garantiamo l'eccellenza e precisione. Ad est, Tigelleria da Bertelli, in collaborazione con Tigella Bella, una catena di ristoranti dove si mangiano tigelle e gnocco fritto, tipici della tradizione modenese. Da bertellisrl.com. A Padova, Verde Idee, servizi di giardinaggio e progettazione. Con uno staff di professionisti qualificati garantiamo la massima qualità in ogni intervento. Trattamenti tappeti erbosi, piante e fiori da giardino, piante ornamentali. Zoico Bilance, da quasi 70 anni, vendita, riparazione, assistenza e verifica periodica specializzata di bilance da laboratorio, per industria, negozio o per uso domestico, vendita affettatrici elettriche professionali. Stamattina profumo di festa, apro la mia finestra e sento la gente passare. Cose buone da mangiare. Mi tuffo dentro ai vestiti, goloso di sapori squisiti. Siamo della stessa razza, togliamoci